Adesso si mischia col pane, con la pasta del pane e si mette a lievitare e diventa una bella ciotola di pane. Questo come lo prepara? Là, adesso facciamo proprio l'acqua. Però c'è il sale. L'acqua non troppo calda. Ascolti, ma questo dove l'ha preso, zia Peppina? Ma lo vedo di su mano. Del suo mano. Ma ieri lei ha comprato Due pagnottini. 2 pagnottine lievitate in panificio. Perché poi dopo porterà il lievito madre che è già pronto. Perché se impastiamo la mattina, la sera prima dobbiamo prepararci il lievito madre. Se invece impastiamo la sera, ma il pane siccome è molto lungo, in genere si fa la mattina perché i tempi sono molto lunghi. Questo è preparato di notte alle 9 e adesso è buono. Sì. Se vuole usare quelle ore. Vieni Antonella. Come una Adesso lei dove sta Ah sì, adesso gliela prendo. È qui, è qui. No, è in italiano anche. La salsa. No, è proprio... No, tu prendi un po'. Un po'. Adesso c'è la rotta. Ciao. Questo noi già abbiamo sicuramente giù. Poi si va in grassi per domani. Questo si conserva adesso. Si può tenere anche a lungo, bisogna lavorare una settimana. Non più di una frigorifera. Non più di una settimana. Antonella, brutta. Qui da questo qua lei le deve fare. Lei l'ha comprato già. Cosa le serve? Come ha fatto il dopo che Ha preso una pagnotta di pane e 1,5 kg di farina. L'ha impastata per avere il lievito madre stamattina, che poi noi aggiungeremo quando la pasta è già un po' lavorata. Quindi ogni 3,5 kg una pagnottina, 3 kg. Dai, inizi. Allora mischiamo la farina con la semola. Vai, ancora, me lo dica a lei. L'impasto. Dentro un recipiente chiamato givetta si mettono la farina 00, la semola, l'acqua e il sale. Acqua e sale, acqua e sale. Sì, preparatevi perché dovete impastare, se avete bisogno di rinfrescarvi le mani. Toccare con mano l'antica tradizione sarda del pane fatto in casa, scoprire l'utilizzo del lievito, sovrumentu, realizzare vari tipi di pane sardo, sugokoi, sugivraju, e sperimentare la cottura dei forni tradizionali a legna. Questo è l'obiettivo di questo corso, per capire come, giusto 50 anni fa, i nostri nonni realizzavano un alimento tanto prezioso quanto vitale.
2 pagnotelle ieri sera, le ha messe a lievitare, ha mischiato tutte, le ha messe a lievitare con 1,5 kg di farina e questo è il risultato che noi adesso aggiungiamo all'impasto che abbiamo fatto. Cocoia pizzus è un tipico pane decorato di semola di grano duro prodotto in Sardegna. È un tipo di pane pregiato che in passato si preparava per le grandi ricorrenze, Pasqua, matrimonio, come souvenir e bomboniere. Le donne munite di forbici, coltello e rondella riescono a creare delle elaborazioni molto complesse e raffinate, a forma di corone, cuori, ghirlande, fiori e uccelli, che solo le donne della Sardegna possono tramandare di madre in figlia. C'è uno che sta fumando. Questo gli da brucia che lo sa scegliere. Chi è bello, torna. Per 10. Caro. Ci vediamo per la faccia essere qua. Adesso ricominciare il lavoro. Non c'era Che bello.